13ª edizione. Seguiremo in diretta la categoria mista appena cominciata. In campo per la Germania Toni Assmann in sella a Lolita. È la prova più attesa, intitolata a Vincenzo Muccioli, il fondatore della comunità di recupero per tossicodipendenti. Proprio i ragazzi di Sampa ogni anno contribuiscono con passione e meticolosità all'organizzazione di un evento apprezzato unanimemente a livello internazionale e forse mai come in questa stagione capace di attirare un numero cospicuo di campioni del salto ostacoli. Intanto arriva il primo netto della serata, di marca tedesca, Toni Assmann e Lolita senza errori nel tempo accordato. Vi dicevo dei campioni presenti a questo concorso: 4 ori olimpici individuali, 6 dei primi 10 cavalieri della classifica mondiale, la campionessa europea in carica e tanti altri big che hanno accettato l'invito a un concorso che dà lustro alla nostra equitazione. La gara è cominciata da poco, per ora abbiamo seguito 3 percorsi: il ritiro per il norvegese Christian Anfinsen, poi le 4 penalità per la norvegese Connie Bull, percorso più che discreto, e lo abbiamo appena visto il netto di Toni Assmann con Lolita, che è una femmina di 13 anni, Oldenburg. Adesso per l'Olanda Willem Greve monta Ude, cavallo di 8 anni, quindi decisamente giovane e di origine olandese. Il percorso ideato dal direttore di campo, lo svizzero Rolf Lüthi, misura 510 metri, la velocità è di 375 metri al minuto, il tempo accordato 82 secondi. Per questo percorso base 14 ostacoli per 17 salti, comprese 2 combinazioni, una gabbia e una doppia gabbia. È un tracciato lungo, un percorso molto impegnativo. D'altronde siamo ai massimi livelli di questa specialità. Intanto il cavaliere olandese ha commesso errore sul muro verde, 41 i binomi partecipanti, 9 sono italiani. Parte conclusiva del percorso per William Greve, che per ora ha commesso un solo errore, va a superare il verticale di barriere sul fosso. Ed ora ancora l'ultimo dritto, verticale estremamente impegnativo, anche perché giunge proprio in conclusione di percorso quando i cavalli sono naturalmente stanchi. Sono 5 le penalità, perché abbiamo registrato anche un'infrazione sul tempo accordato. Tra poco il primo dei binomi italiani. Luca Marziani monta Cascarto, che è un cavallo di 10 anni di origine tedesca, è un Holsteiner. La regia è affidata come di consueto a Umberto Orti. Dobbiamo segnalare immediatamente il grande successo di questa edizione. Raramente abbiamo visto le tribune qui a San Patrignano così gremite, tribune che possono ospitare 6.000 persone, e francamente non riesco a intravedere un solo posto vuoto. Luca Marziani di fronte a un esame molto severo, classe 1979. Una considerazione che riguarda anche il manto erboso, perfetto come di consueto, anche se non piove da tempo. Primo giorno di gare con un caldo torrido, ieri il sabato è stato più ventilato, questa sera ci sono le condizioni ideali per un Gran Premio di questo livello, che ha un montepremi di 200.000 euro.
andando molto bene il cavaliere azzurro, che è atteso dagli ultimi due ostacoli. Ancora un verticale, splendido percorso, però peccato, 85-54, c'è un'infrazione di tempo. Vi ricordo che tutti i netti andranno a disputare il barrage, sfuma la possibilità di barrage per Luca Marziani per quell'unica penalità. Davvero un peccato, ma il cavaliere azzurro credo che ricorderà a lungo quella che è un'autentica impresa. Non ha commesso errori su un tracciato veramente difficile, selettivo. Dunque complimenti a Luca Marziani e a Cascarto, impeccabili sugli ostacoli. Naturalmente il cavaliere ha deciso di non aggredire il percorso. 85 secondi sono troppi, una penalità. Un'inezia che però non permette l'accesso a quello che per il momento è soltanto un eventuale barrage, perché si è qualificato soltanto Tony Assman, ma c'è da giurare che altri cavalieri andranno a tenere compagnia al cavaliere tedesco. Adesso un cavaliere argentino che si sta mettendo in luce in questa edizione del concorso internazionale di San Patrignano. Si tratta di José Larroca, che ha ben figurato nelle categorie precedenti. Nella circostanza monta Royal Power, che è un castrone di 12 anni di origine olandese. Tony Assman, già qualificato, ribadisce il suo stato di forma e quello dei propri cavalli. Infatti ha già siglato 2 categorie in questa edizione del concorso, una nel secondo giorno, la categoria fasi consecutive riservata ai cavalli di 7 anni, e la mista sempre per i 7 anni con il suo Baron. Ora bella soddisfazione per lui, qualificato in barrage con Lolita. Abbiamo un altro netto, 81-50, questa volta nel tempo, l'esultanza di José Larroca. Vi avevo detto che anche il cavaliere argentino sta attraversando un buon periodo, lo ha ribadito. Per lui le immagini replicate al rallentatore che ci offre la nostra squadra di ripresa esterna, e forse il diavolo non è poi così brutto come lo si dipinge. Abbiamo definito questo percorso duro, lo è certamente, però non impossibile. Siamo andati proprio a sincerarsi della difficoltà del percorso, a vedere gli ostacoli da vicino insieme ai cavalieri al momento della ricognizione del tracciato. È sembrato abbastanza tosto, però ci sono già 2 netti, quelli di Tony Assman e di José Larroca. Adesso per l'Austria Gerfried Puck, che monta Bilavanten Blaker, cavallo che viene dalla Westfalia, a 14 anni. Gerfried Puck, nato nel 1973, ha partecipato con questo cavallo ai campionati europei di Mannheim nel 2007, senza troppa gloria. Vincenzo Muccioli ha dato vita al primo nucleo delle scuderie di San Patrignano agli inizi degli anni 80. Nell'89 a Venir, pensate, un cavallo delle scuderie di San Patrignano ha partecipato per la prima volta nella storia al Palio di Siena, giungendo quarto. Poi nei primi anni 90 la consacrazione. Abbiamo un altro netto, 79-48, anche Gerfried Puck qualificato, il terzo ad accedere al barrage. Vi dicevo, la scuderia di San Patrignano è diventata nei primi anni 90 una delle squadre più forti del mondo, ha ottenuto piazzamenti, vittorie importanti. Citiamo la medaglia d'oro all'Olimpiade di Atlanta,
Ora per l'Italia Giulia Martinengo Marché, classe 1979, aviere scelto, una delle amazzoni di punta della squadra azzurra. Per lei un buon europeo a Mannheim, altri risultati molto positivi in campo internazionale, purtroppo al momento priva della sua miglior cavalla, che è Atletica. Giulia Martinengo monta l'Europiana Chambertin, che è un cavallo di 9 anni, un Holsteiner. Sappiamo se tutto è pronto per Giulia Martinengo Marché. Nel 2009 Giulia bersaglio 3 volte nei concorsi di Pioltello, Arezzo, Manerbio. Nel palmarès di Giulia Martinengo anche 2 vittorie in Coppa delle Nazioni a Linz, a Drammen 2006 e 2008. Errore sul primo elemento della doppia gabbia. La seconda delle 2 combinazioni. Ancora una dirittura con il verticale su fosso, un altro errore. E poi il ritiro prima del verticale conclusivo per Giulia Martinengo e l'Europiana Chambertin. A seguire un altro cavaliere italiano, si tratta di Juan Carlos Garcia, che monta Hamilton de Perret, cavallo di 14 anni, Self Français. Juan Carlos, colombiano di Bogotà, gareggia per i colori italiani poco prima delle Olimpiadi di Atene. È nato nel 1967, ha regalato grandi soddisfazioni agli appassionati italiani facendo coppia con l'indimenticabile Albin. Ricordiamo fra l'altro un 4° posto nella finale di Coppa del Mondo di Kuala Lumpur, Malaysia, miglior risultato ottenuto da un atleta azzurro nella storia di questa competizione. Partecipazioni olimpiche a Seul, Barcellona, Atene. Fra l'altro Juan Carlos Garcia, che ormai vive da tantissime stagioni nel nostro paese, ha cominciato la sua attività agonistica in Italia proprio presso le scuderie di San Patrignano, dunque un ritorno a casa, se vogliamo. Momento delicato questo della doppia gabbia, ne esce bene Hamilton de Perret, a cui Albin ha ovviamente ceduto il testimone. Albin che ha dato l'addio all'attività agonistica recentemente proprio nella tappa italiana di Coppa del Mondo a Verona, davanti a un pubblico ammirato e riconoscente. Errore in uscita dalla gabbia.
ancora un ostacolo per Juan Carlos, il verticale conclusivo, verticale di barriere. Peccato per l'errore in uscita dalla gabbia, ma c'era anche un'infrazione di tempo, dunque le penalità sono 5. Qualificati per il momento Tony Assmann Germania, José La Rocca Argentina, Gerfried Puck Austria. E adesso toccherà all'egiziano Abel Said in sella ad Avenir, il binomio che si è imposto ieri nella piuttosto spettacolare categoria denominata Winning Round. Qualche problema probabilmente in campo prova, intanto vediamo con la grafica la situazione con Luca Marziani che segue con una penalità i 3 qualificati per il momento al barrage. Siamo in attesa di vedere il percorso di Abel Said. Probabilmente il suo cavallo ha fatto qualche difesa, l'abbiamo visto anche in occasione della categoria in cui si è imposto, proprio al momento di entrare in campo si è impennato, qualche riottosità di troppo, poi invece si è rivelato diligentissimo sul percorso. A proposito di percorso, in attesa del cavaliere egiziano, andiamo a vedere i connotati di questo tracciato. Tra l'altro bello anche dal punto di vista della coreografia, del colore. Si comincia con un Oxer 1,45 per 1,50, poi al numero 2 il verticale We Free 1,55 m, l'Oxer dei Fiori 1,50 per 1,60, verticale che ricorda la Russia con le matriosche, la Riviera 4 metri. C'è tutto il tempo per affrontare l'ostacolo successivo dopo il rallentamento. Al numero 6 troviamo il verticale di 1,55 m dedicato a Verona, che ospiterà l'unica tappa italiana della Coppa del Mondo. Poi la prima delle 2 combinazioni, doppia gabbia, Oxer verticale Oxer. Al numero 8 il muro verde 1,60 m, quindi un altro largo 1,52 per 1,70 m, quindi un altro ostacolo insidioso, le tavole 1,60 m. La gabbia in verde e oro, verticale Oxer. Al numero 12 il verticale sul fosso 1,60 m. Al 13 l'Oxer dedicato a Michelangelo 1,52 per 1,70 m. La chiusura con il verticale di barriere 1,60 m. 14 ostacoli per 17 salti, tempo accordato, lo ricordo, 82 secondi, e la selezione può avvenire anche qui. Ne sa qualcosa Luca Marziani, fuori dal barrage proprio per un'infrazione sul tempo. Intanto ha già commesso 2 errori il cavaliere egiziano. Il primo è stato un rifiuto, poi un percorso nettamente da dimenticare, con errori in sequenza sulla doppia gabbia. Siamo già a 20 penalità. È certo, un conto è imporsi in una categoria di contorno, altro è ben figurare nel Gran Premio. Può essere comunque soddisfatto per la sua trasferta Abel Said, che torna a casa con una vittoria. Era quasi commosso ieri al momento della premiazione. Rimangono 3 dunque i qualificati. Adesso per l'Austria Giulia Kaiser, che monta Ferna, una femmina di 12 anni di origine olandese. Avevamo cominciato una breve storia della scuderia di San Patrignano parlando degli anni 90, poi nel 94 ai mondiali Sampa ha vinto la medaglia d'oro e d'argento sia a livello individuale che a squadre. La consacrazione per questo connubio fra la comunità e il mondo dell'equitazione è arrivata però nel 2005 con la responsabilità dell'organizzazione di un campionato europeo.
campionato che ha avuto l'apprezzamento unanime da tutti gli addetti ai lavori. Giulia Kaiser per l'Austria, una delle tante amazzoni presenti qui a San Patrignano e in generale sui palcoscenici internazionali degli sport equestri. È nata nel 1974, abbiamo ripetuto tantissime volte, nell'equitazione uomini e donne gareggiano assolutamente alla pari e molto spesso sono proprio le amazzoni a prevalere sui cavalieri. Meredith Michaels-Berbaum è stata la prima donna a raggiungere il primo posto della classifica internazionale. A proposito di amazzoni, ne abbiamo una al nostro fianco. Intanto l'errore per Giulia Kaiser, si tratta di Giulia Martinengo Marché, che ha già concluso la sua prova in questo Gran Premio. Buonasera. Buonasera a te Giulia, grazie per essere qui. Attendiamo il termine del percorso della tua collega, poi parleremo della tua serata. Conclude con 9 penalità, c'è anche un'infrazione sul tempo. Allora, Giulia, non è andata benissimo. No, c'è da dire che è stata un po' una cosa che ho voluto, di provare a fare il Gran Premio con questo cavallo, che per queste gare è sicuramente inesperto. Alle sue spalle ha solo 2 Gran Premi internazionali, ma molto meno importanti e prestigiosi di questo. E tra l'età, la notturna e il livello tecnico non ha fatto niente di diverso da quello che mi aspettavo. È ovvio, tutte le volte si spera di fare il meglio possibile, ma ha fatto, sono sicura del suo meglio, e avrà altre occasioni per fare dei Gran Premi, insomma. Il tempo di annunciare l'ingresso in campo del belga Dirk de Mersman, cavaliere nato nel 64, monta Cicero Van Pemel, che è un cavallo intero di 9 anni di origine belga. E poi vorrei chiederti notizie sullo stato di salute della tua miglior cavalla di atletica. Attualmente ha ripreso il lavoro, sta facendo un lavoro in questo momento di... Oh là là, intanto una brutta caduta. Brutta, ma probabilmente senza conseguenze gravi, sì. Anche se Dirk de Mersman è dolorante un po' al fianco, mi sembra dritto, senza zoppie. Il cavaliere fa cenno è tutto ok. È tutto ok, solo uno spavento, si è inginocchiato, il suo grigio. Sì, dopo l'errore ha preso anche un inciampone. Però senza danni, arriva l'eliminazione per il binomio belga. Stavi parlando di atletica. Sì, sta riprendendo, come dicevo, il lavoro che si era interrotto dopo Piazza di Siena per un infortunio, e spero, diciamo, che la tabella di marcia prevede che lei ritorni in gara tra circa 3 settimane. Allora Giulia, come è avvenuto questo? Ma si vede, secondo me ha incontrato la barriera che Calo aveva toccato, l'ha incontrata anche in ricezione e ha inciampato. Fra l'altro si tratta di un cavallo solitamente rispettoso. Sì, credo che lì, almeno dalla video, sembra che sia arrivato probabilmente un filino vicino. Comunque il primo Oxer veramente grosso, via da una curva stretta, e i cavalli devono già darsi molto da fare lì. Per la Norvegia, Geir Gulliksen monta l'Espoir, che è un cavallo di 13 anni, ormai discreta esperienza per questo cavaliere nato nel 1960 ad Alesund. Abbiamo già detto delle qualità amazzone di Giulia Martinengo, adesso sperimenteremo il suo valore come telecronista e la prima domanda che ti faccio è relativa al percorso. Siamo andati a vederlo insieme a voi, ci è sembrato abbastanza duro, complesso, sì. Però tutto sommato in precedenza ho detto il diavolo non è poi brutto come lo si dipinge. No, sicuramente le prestazioni per adesso sono tutt'altro che non buone. Non ci dimentichiamo l'unica cosa, che nonostante i trenetti parliamo comunque di un Gran Premio dove sono presenti i migliori binomi attualmente al mondo, che competono al mondo. Quindi 6 dei primi 10 nella classifica internazionale. Esattamente. Ed è un campo dove comunque i cavalli
saltano bene, su questo non c'è dubbio, e molti cavalieri che sono qui sono gli stessi che salteranno i campionati europei tra 5 settimane, quindi credo che le buone prestazioni siano date anche da questo fatto, dall'alto livello. Geir Gulliksen per il momento è impeccabile in sella all'Espoir, bene anche sul verticale su fosso. Ora l'ostacolo dedicato al grande Michelangelo e poi l'ultimo verticale di barriere. Sì, guardiamo il tempo, 80 e 71. Nel tempo anche abbastanza abbondantemente, per più di un secondo. È il quarto qualificato per il barrage, il cavaliere norvegese. Qual è il momento a tuo giudizio più delicato del percorso? Io credo che la doppia gabbia non sia esattamente il punto più delicato, come spesso succede. Ho trovato difficile la spezzata muro, oxer, tavole, perché comunque la doppia gabbia porta verso la porta e c'è un'inversione decisa per il muro via dalla porta, dove i cavalli sicuramente perdono l'impulso e un po' la concentrazione. E trovo che la gabbia Rolex arrivi veramente veloce dopo le tavole, e la parte finale 12 e 13 è una distanza veramente molto molto corta su un oxer grosso, dove comunque bisogna riuscire a mettere un bel po' di gambe. Per l'Italia il 31enne Giuseppe Rolli, per lui una carriera giovanile di ottimo livello. Sì. Poi adesso diciamo che non monta più a tempo pieno perché il padre l'ha catturato. Sì, per la sua professione. Sì. Comunque grande passione e grande serietà per questo ragazzo che monta Jericho de la Vie, cavallo di 12 anni. Con il quale Giuseppe aveva fatto nel 2006 i mondiali ad Aachen. 60ª posizione a livello individuale in quella circostanza. Ha faticato un pochettino, si è preoccupato della copertura dei due oxer e si è un po' appiattito il cavallo. E comunque quella doppia gabbia non è tenera, No, quando ci sono due oxer così, qua però, di tenero c'è poco. Giulia, direi che Rolf Luthi, se avesse voluto, avrebbe anche potuto essere più cattivo. Infatti dopo la riviera che non si ha messo deve nulla. aggredire in velocità, praticamente ha lasciato uno spazio enorme prima dell'ostacolo seguente. C'è da dire che non l'ha mai verticale messa in notturna, quindi probabilmente è stata anche una questione di rispetto, sì, nei confronti dei cavalli che in notturna non l'avevano mai saltata. Non l'ha messa il primo giorno nella grossa mista, non l'ha messa nelle gare veramente, diciamo, importanti, se non a fosso e in diurna, quindi probabilmente è uno dei motivi. Sono 13 le penalità per Giuseppe Rolli e Jericho de la Vie. Volendo essere proprio cattivo, spietato, avrebbe potuto mettere a una distanza insidiosa un ostacolo delicato come le tavole dopo la riviera. Sì, allora sarebbe stato un guaio. Sì, sicuramente sì. Per la Svizzera Clarissa Crotta monta un cavallo dal nome abbastanza difficile, West Side, fin qui ci siamo. Poi si chiama Merputhöve. Questo cavallo è stato autore con lei di un bellissimo doppionetto in Coppa a Roma ed è reduce da un secondo posto al Global Champions Tour di Estoril in Gran Premio. Ed è un binomio incredibile, molto competitivo. È piazzata il primo giorno nella gara grossa e può veramente dir la sua. West Side ha 10 anni ed è di origine belga. Nel pomeriggio le altre due categorie in programma hanno visto il successo di Tony Assman, la mista riservata ai 7 anni in sella Baron, e poi nella categoria difficoltà progressive il solito consueto show di Gianni Govoni con Love Affair. Love Affair ha fatto 3 gare, sì, le ha vinte tutte e 3. In 3 giorni le ha vinte tutte e 3, soprattutto i due hanno offerto spettacolo. Credo che il regista Umberto Orti, che apprezza particolarmente Gianni Govoni e le sensazioni che sempre riesce a offrire al pubblico, abbia messo da parte il suo percorso. Nell'intervallo fra il percorso base e il barrage se l'hai rivisto? Lo rivedremo. No, lo rivedremo. Bene, sì. Benissimo. Clarissa Crotta intanto, 31 anni anche per lei come per Rolli, medaglia di bronzo
a squadre ai campionati europei Young Riders in Belgio nel 97. Clarissa ha optato per una falcata di più per entrare in doppia gabbia, ma il cavallo ha sforzato un po' ad uscire. Svizzera che ha perduto recentemente un campionissimo, Marcus Fuchs, che ha dato l'addio all'attività agonistica proprio nella Maiden Nation Cup di San Gallo, però può contare su talenti importanti come quelli di Steve Gerda, di Cristina Lieber, dello stesso Bert Mendley. Ci sono dei giovani molto competitivi, fortissimi, con tra l'altro un parco cavalli notevole. Sono 13 le penalità di Clarissa Crotta. Tra l'altro, a proposito di Marcus Fuchs, ce lo ha detto ieri in postazione il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri Andrea Paul Gross, Marcus Fuchs è il nuovo responsabile tecnico del salto ostacoli italiano fino al termine dei campionati continentali. Esatto. Abbiamo avuto 2 meeting con Marcus ieri e oggi e direi che sembra molto motivato e ha parlato con tutti noi cavalieri, ovviamente i cavalieri presenti, poi ci saranno occasioni perché faccia delle riunioni ovviamente con tutti gli altri. E speriamo di recuperare tutte le forze a disposizione per riuscire ad ottimizzarle, perché gli impegni sono veramente tanti. Moltissimi. A cominciare dalla Maiden Nation Cup per poi andare ovviamente a finire agli europei più tutti gli altri concorsi importanti. Sì, ormai il calendario è fittissimo di la parola impegni. d'ordine è comunque abbandonare il ricordo della trasferta di Falsterbo, davvero sì. Ci sono stati comunque dei problemi tremenda. logistici. Sì, ne abbiamo già parlato ieri. Direi di voltare pagina e di occuparci di Emanuele Fiorelli, che monta Jean-Pierre Durosel, cavallo di 12 anni, Self Français, che anche ha un po' faticato nella doppia gabbia. Il cavaliere pesarese ha già commesso il suo primo errore anche su questo Oxer, rischia addirittura. Il cavallo è molto rispettoso e sta saltando fin troppo alto sui salti. E arriva comunque il ritiro per Fiorelli. Avevamo cominciato dicendo che si trattava di un percorso tutt'altro che semplice, poi i netti di non tanto di José La Rocca ma di Gerfried Puck ci avevano fatto in qualche modo pensare che ricorreggere fosse più alla il portata. tiro, però abbiamo visto che in tanti hanno avuto parecchie difficoltà. Sì. Sono 25 i ragazzi di San Patrignano impegnati costantemente nel settore scuderie. C'è un servizio che non ha paragoni. Però dobbiamo dire, Giulia, che addirittura in 400 hanno contribuito all'organizzazione dell'intero concorso. Sì, è a detta di tutti uno dei concorsi, se non il concorso più bello al mondo, dove tutti gli stranieri ma non più lo diciamo forti. solo noi, no, esatto, questo volevo dire. Nel 2006 è stato nominato miglior struttura dell'equitazione nel mondo per quella stagione. È impeccabile, non si è sentita fare una protesta, una lamentela, e qualunque concorso ha qualche falla, qualche problema, questo no. Per la Russia Vladimir Belieski monta l'Arcanaro, che è un cavallo di 9 anni a Noverano, dunque adesso anche i cavalieri russi vanno a fare spesa in Germania. Sì, il mercato tedesco è quello che può fornire. L'allevamento tedesco è infinito. Infinito. Alleviamo in Italia il numero di cavalli che si alleva in un solo allevamento in Germania, quindi sequenza muro, Oxer e poi malamente. I quattro tempi verso quella tavola piena contro le tribune risultano veramente lunghi, i cavalli esitano un po'. Volevo dire malamente sulle tavole, ma meglio dire nelle tavole. Sì, esatto, ci ha galoppato dentro. Non
è un percorso semplice per il cavaliere russo, che comunque questa sera amplia il suo bagaglio di esperienza. Ah sì, tutti noi. 9 e le penalità, neanche malissimo. Poi c'è anche una infrazione sul tempo. Allora, attenzione all'americana Lauren Hogue con Quick Study. Anche Lauren Hogue è già andata a bersaglio in questa edizione, ha vinto proprio la prima categoria della giornata inaugurale, una categoria a tempo in sella ad Available Versace. Questo è anche un altro binomio che aveva saltato la Coppa delle Nazioni nell'ultima edizione di Piazza di Siena. Ha già partecipato all'edizione dei Giochi Olimpici Lauren Hogue, che dà il suo valido contributo alla squadra Stelle e Strisce, Sì, impegnata nella Nation Cup. Fra l'altro la squadra di George Morris si sta comportando in modo decisamente egregio grazie alla Mazzone che vedete inquadrata, all'esperienza di Laura Croat e a quello che può essere considerato uno dei migliori cavalieri del mondo al momento, che è Richard Spooner. Sì, che è presente qui anche lui. Tra l'altro beffato nel Gran Premio Roma da quel Sì, diavolo di Rodrigo Pesson. E li abbiamo tutti e due qui presenti. Ma ne abbiamo tanti. Ho Sì, detto talmente che tanti. è presente la campionessa europea, si tratta di Meredith Michaels-Berbaum, però non ho detto che anche la detentrice del titolo conquistato nella finale di Coppa del Mondo. Sì, il palmarès di Meredith è infinito, per È cui un po' il tuo ricordarsele. modello? Beh, è il modello penso di tutte, non solo perché è donna, che vuol dire molto, nel senso è stata la prima donna a essere in testa alla computer list mondiale, ma è un modello per qualunque sportivo. Al termine di questo percorso, intanto sono già 2 gli errori per la Mazzone americana. Mi spiegherai perché le Amazzoni riescono ad ottenere risultati sempre migliori. Rimangono 8 le penalità nel tempo di 79 e 92. Credo che molto sia legato al fatto che il tipo di cavallo che in questo momento viene allevato per questioni, per come si è evoluto lo sport. È un cavallo leggero e di sangue che si adatta probabilmente meglio ancora alla monta femminile. È uno sport dove la differenza tra uomo e donna di fatto non c'è, ma è normale che se Cioè, mi stai dicendo 30 che è un anni tipo fa... di cavallo che va preso magari più con la sensibilità che con la forza. Esattamente, perché se 30 anni fa erano buoni i cavalli di mezzi, con grande potenza, grande forza ed un sangue relativo, adesso i cavalli sono insanguatissimi, con un'estrema qualità e rovescio della medaglia che spesso sono comunque magari un po' caratteriali. Una donna meglio si adatta a convivere con queste cose, con questa nebrilità. Io credo che sia molto dovuto a questo fondamentalmente. Dopo qualche imbarazzo sembra aver recuperato la giusta rotta di crociera il belga Patrick McEntee, che monta Champagne Muri Marais, un cavallo di 10 anni. Credo anche questo al debutto comunque in un Gran Premio, ne parlavo con lui questa mattina, il suo cavallo di punta è passato sotto la sella di Ludo Philipp Aerts e questa diciamo è un po' la sua seconda scelta. È un cavallo un po' verde su queste altezze e lo sta dimostrando, nonostante lui sia un pilota formidabile. Lo sta aiutando in tutti i modi. Addirittura formidabile. Sì, è particolare, ha il suo stile, ma ha un talento infinito. E anche i talentuosi sbagliano, c'è stato errore sul verticale su Fosso, ultimo dritto per il binomio belga. 10 le penalità, ha rallentato anche alla fine del giro. 10 penalità totali per Patrick McEntee. Abbiamo detto in apertura di collegamento che sono presenti a San Patrignano 4 vincitori di medaglia d'oro individuale olimpica. Te li ricordi, Giulia? Allora, Rodrigo, Dubeldam, Lamas. Ne manca uno. Ne manca uno, aspetta, fammi concentrare. Vinse a Barcellona nel 92. Ah ok, Ludger, come dimenticarlo.
Grazie dell'aiuto. Un'altra Amazzone, tanto per cambiare. Luciana Diniz monta Winning Mood, Ecco. che è un cavallo intero dal mantello grigio, ha 10 anni ed è affidato a Luciana Diniz, che proprio recentemente ha ottenuto un buon piazzamento a casa sua, credo, A in Estoril. Portogallo. Sì, poi lei in verità è brasiliana e questa è una coppia di recente formazione. Questo cavallo è sempre stato montato da Ludo Filippa Hertz e Luciana lo monta giusto da un paio di mesi e sta saltando benissimo con lei. Mi sembra una perfezionista Luciana Diniz, poi capace di grandissima concentrazione, l'abbiamo vista ottenere risultati molto pregevoli anche in Coppa del Mondo nella stagione al coperto. Sì, sì, ha un ottimo gruppo di cavalli e lei è una Amazzone molto in gamma, anche lei molto, molto talento e molto feeling. Sono tante le Amazzoni, vi dicevo, brave, apprezzate, probabilmente manca una delle migliori, che è l'irlandese Jessica Curtin, Sì. sempre propensa a offrire spettacolo, soprattutto quando monta la sua Castle Forbes Libertina. Sì. 8 penalità nel tempo di 80 e 39, e sfuma anche per l'Amazzone brasiliana di nascita che gareggia per il Portogallo, Luciana Diniz, la possibilità del barrage, per il quale si sono qualificati fin qui Tony Assman, Germania, José La Rocca, Argentina, Girfried Puck, Austria e Geir Gulliksen, Norvegia. E direi che le carte sono state un po' rimescolate, Sì, molto. era difficile prevedere Sì. questi binomi in barrage. Forse Tony Assman era abbastanza atteso, ma attenzione perché è in campo il campione italiano Pier Giorgio Bucci con Dazzara Canebo, cavallo di 12 anni di origine olandese. Pier Giorgio Bucci è nato all'Aquila e in occasione del tremendo terremoto anche l'abitazione dei suoi genitori è stata gravemente danneggiata. Sì. Tra l'altro in questo momento avete destini paralleli, abbiamo visto il primo errore perché anche il primo cavallo di Pier Giorgio ha subito un infortunio. Sì, è vero, Porto Rico si è infortunato dopo la ball, comunque anche lui in Purtroppo ripresa. durante la ball, perché Sì, non se aveva non fatto, ricordo male abbiamo dovuto, il ha suo saltato. percorso netto oppure con 4 avrebbe portato la squadra italiana addirittura in quinta Sì, posizione è che si è dovuto ritirare. dopo 2 salti. Sì, sì, ma già dal campo prova lui aveva sentito che il cavallo non stava bene e purtroppo l'ha dovuto ritirare, comunque adesso si sta riprendendo. Anche lui sta lavorando e tra poco uscirà in concorso, ecco. Ha conquistato il suo titolo tricolore in Sicilia ad Augusta. Che errore stupido, che peccato. Errore al numero 2, ha saltato tutto il resto del percorso con una tranquillità incredibile. Ci sono 5 penalità perché per Giorgio Bucci è in corso anche un'infrazione sul tempo accordato. Hai detto errore stupido sul numero 2 che rivediamo, ce l'ha proposto prontamente il regista Umberto Orti, però è un ostacolo intelligente e ti vado a spiegare perché. È denominato We Free, è il nuovo motto della comunità di San Patrignano. Era il numero 3, scusa. Allora, diciamo che il numero 3 può essere un ostacolo tra virgolette stupido, invece è intelligente il numero 2, il We Free, il motto di San Patrignano, perché il 10 ottobre le porte della comunità saranno aperte a 2000 studenti delle scuole superiori, un appuntamento aperto al mondo, discussioni, dibattiti per analizzare argomenti che riguardano l'uso della droga, la prevenzione dalla droga e da ogni altra
forma di dipendenza. Arriveranno personalità da tutto il mondo, lo ricordo, il 10 ottobre prossimo. Ostacolo numero 2 ricorda We Free. Anche a Bayer fatica la copertura dell'Oxer di uscita della doppia gabbia. Mi ha ricordato che c'è in campo per la Germania Daniel Deusser, hai nominato a Boyer, ti dirò che è un cavallo di 15 anni, viene dalla Westfalia e è già stato sotto la sella di un altro collega tedesco, precisamente di Engemann. Engemann ha avuto il grosso della sua carriera, l'ha fatta con Engemann, con risultati di grande livello, e poi è stato acquistato da Doda de Miranda e adesso invece è sotto la sella di Daniel Deusser. È un cavallo che ha visto tutto il mondo, credo, in lungo e in largo un po' di volte. 4 le penalità per Aboyer, dunque niente barrage anche per Daniel Deusser. 22 binomi hanno già saltato, solo 4 si sono qualificati, dunque tutto sommato diciamo che me è un percorso non impossibile ma impegnativo. Sì, molto. Credo che arriveremo a fine gara con un numero di netti giusto, non so troppi come sembrava tu, all'inizio. però quello che è in campo ora è uno dei miei binomi preferiti. Credo Per l'Olanda Albert Suer monta Okidoki, i due si sono imposti 2 volte nella tappa italiana della Coppa del Mondo a Verona. Il cavaliere olandese ha in bacheca la medaglia d'oro a squadre sia per quanto riguarda la rassegna continentale che il mondiale ottenuto nel tempio di Aachen. Cavaliere che qualche mese fa ha subito un infortunio, sì. Poi anche Okidoki non era proprio perfetto. I due a poco hanno riacquistato la forma e se in serata giusta questo potrebbe essere un binomio pericolosissimo per tutti. Sì, se entra in barrage è un bel problema per gli altri. Tra l'altro un cavallo dotato di grande elevazione ma anche di una qualità incredibile, rapidità. Fra l'altro ha un'andatura abbastanza curiosa, sembra quasi che con l'anteriore vada a scandire la battuta, difficile sbagliare i tempi con Okidoki. Sì, ha delle andature molto, molto marcate. Di solito quando si fanno i complimenti ai cavalieri c'è l'errore, questa volta non è accaduto, ancora una volta non deludono Albert Suer, Okidoki. Dunque noi ci spremiamo ovviamente perché il barrage sia composto da figure di primissimo piano, tutti sono meritevoli, però è logico che vedere un epilogo di gara con tanti campioni dentro è un motivo d'orgoglio in più per gli organizzatori. Annotiamo il quinto percorso netto nel tempo della serata. Bellissimo Okidoki, sempre alto sui salti, l'abbiamo visto nel replay. Parlavamo dei talenti svizzeri, di Steve Gerda che non è presente a San Patrignano, ma è in campo Cristina Lieber che monta Sir Singular, cavallo di 10 anni, molto legata credo a San Patrignano Cristina Lieber perché proprio qui ha ottenuto il primo risultato di grande rilievo della sua carriera. Ricordiamo in sella a No Mercy. Sì, fu argento sia a squadre che individuale. 2 argenti al campionato europeo ospitato proprio qui nel 2005 da San Patrignano. Sì, credo che questo cavallo io non gliel'ho mai visto montare nelle gare grosse, credo che sia quasi un debutto, non è molto contento di andare verso il muro. Poco indicato per le categorie di potenza. Sì. A proposito di potenza, non ne abbiamo più parlato, però l'impresa di Whittaker a 2,30 m, col muro superato e lui che lanciava il cap con l'entusiasmo di un ragazzino, è stata una pagina stupenda. Una pagina storica, ma ci credo perché a parte aver vinto
la gara ha vinto il bonus che era stato messo in palio dalla SNAI. 50.000 euro. Esatto, Fra quindi l'altro prendendo in prestito un cavallo del nipote, che aveva già affrontato la una potenza categoria Birmingham. di potenza. Sì, Sai sì. tutto. Tutto. Hai studiato oggi? Mi sono preparata. Non togliamo spazio comunque a Cristina Libera, anche se il No, suo non finisce è bene. un percorso da incorniciare, tutto sommato accettabile, anche le infrazioni di tempo 13, le penalità per l'Amazzone svizzera. Probabilmente la comunicazione di un ritiro, e questo mi dispiace perché ero curioso di vedere Natale Chiaudani in sella a Seldana. Ricordiamo binomio capace di doppio netto alla Alla bolla. Ball, doppio netto, un bellissimo percorso in Gran Premio anche alla Ball, con uno stupido errore sull'acqua e poi il piazzamento in Gran Premio Roma. In Per grande la forma. Gran Bretagna Robert Smith con Vangelis, cavallo di 11 anni di origine belga. Anche questo è un binomio che qualche stagione fa ha fatto parlare di sé. Dobbiamo dire, Giulia, che nell'avvicinamento a San Patrignano il van di Robert Smith ha avuto un problema, si è Infatti, guastato il motore, una sosta che non ci voleva, un po' imprevista. no, infatti chiedeva chi degli italiani sarebbe andato a Ixted, perché lui è in squadra di Ixted, ovviamente nello Xio del suo paese, e non sa come arrivarci perché il camion non glielo consegnano prima di settimana prossima. E come è Quindi è un arrivato po' in fin qua? crisi. È stato portato il camion di Zuer, passava di lì e ha caricato i suoi sì, cavalli. forse la sapevo. Oltretutto anche il van di Albert Sur ha avuto Era dei problemi. esatto, però il suo è stato riparato alla svelta, mentre quello di Smith pare che abbia dei problemi un po' più seri. Non ne hanno invece i suoi cavalli che abbiamo visto in palla, tra l'altro Sì, presentati sempre in modo impeccabile. sì. Beh, d'altronde sei in prima squadra quest'anno per la Gran Bretagna, peccato qui. Verticale Vuol sul dire, fosso, sì, errore. sì, Figlio molti. d'arte Robert Smith. Sì, suo padre Harvey era un grande cavaliere inglese. Come fai a saperlo? Eri piccolina. Ero piccolina ma mi tenevo informata. 5 le penalità per Vangelis. Robert Smith non accede al barrage. Per ora privilegio per Tony Assman, José La Rocca, Gerfried Cook, Geir Gulliksen, Albert Zuer. Attenzione adesso, il campione olimpico individuale in carica, ha ottenuto il suo titolo a Pechino, per meglio dire a Hong Kong, che è stata la sede di tutte le prove equestri dell'ultima Olimpiade. In quella circostanza ha anche vinto un argento a squadre. Si tratta del canadese Eric Lamaze che monta Ixted. I due hanno fatto coppia anche in una tappa della Coppa del Mondo e di un po', Giulia, hanno vinto. È successo a Ginevra. Sì. A Ginevra hanno vinto, ma sono innumerevoli i gran premi che questo binomio ha vinto, anche perché noi ci teniamo un po' meno aggiornati, informati sui gran premi che ci sono negli Stati Uniti e in Canada, ma fanno man bassa. Ixted è davvero un cavallo eccezionale. Sì. Secondo te la Maz è proprio un super cavaliere? Sì, io credo senza dubbio di sì, d'altronde un cavaliere che abbia vinto una medaglia olimpica non può che essere un fuoriclasse, e lui lo è. Oh là là, anche Ixted fatica ogni tanto. Sulla doppia gabbia in Sì, uscita. sì. Andiamo un po' a vedere le distanze fra i vari elementi di questa combinazione. Corte. 7,60, 7,90, che significa quanti tempi? 1 e 1, ma su questa altezza sono comunque delle misure molto corte, calcolando che appunto sono dei larghi da coprire, anche bisogna poterli montare. Una distanza corta ti costringe a pensare anche alla prima barriera e non solo ad uscire, del motivo per cui faticano comunque così tanto. Molto più agevole la distanza fra il primo e il secondo elemento della gabbia, 10 Esatto. metri e 70. Sì, con 2 galoppi quindi per uscire. La difficoltà della gabbia in 2 galoppi in questo caso è, diciamo, data da dove è posizionata, metà lato corto, venendo via da questa linea molto lunga e aperta verso le tavole, e arriva alla svelta la gabbia con un verticale molto grosso di
d'ingresso e a metà lato corto. Credevo di essere stato smentito clamorosamente, che il percorso fosse un po' più facile, però è evidente che se anche il campione olimpico non riesce ad accedere al barrage, le difficoltà ci sono, e come, quindi diamo merito a quelli che fin qui senza dubbio. si sono qualificati, perché significa che hanno sfoderato una prestazione validissima. Abbiamo parlato, questo è un concorso davvero incredibile, perché abbiamo parlato di medaglie d'oro olimpiche, ne abbiamo lasciata una, Rick Lamase, e adesso ne entra un'altra, Jerom Dubledam. E subito dopo un'altra ancora, sono tutti in fila. C'è anche Pessoa, è vero, dopo, ma non anticipiamo i tempi, sembra un campionato del mondo, sembra un'Olimpiade questo concorso, dobbiamo riconoscerlo. Jerom Dubledam, nato nel 1973, ha ottenuto il suo risultato con la R maiuscola a Sydney nel 2000 con The Seal. Sì. Errore sulla riviera Fosso. Incredibile come questo sicuramente il regista Orti ci riproporrà questo passaggio. Sì, la notturna può fare comunque il ritiro per Jerom Dubledam, altro oro olimpico che conclude qui la sua gara. E questo era, tra l'altro, il binomio campione in carica per l'Olanda. E quello che è successo, per dire, a Dubledam sulla riviera Fosso è una cosa data secondo me dalla notturna, dall'illuminazione artificiale, perché Carlo ha sicuramente tutta l'esperienza e di fossi così, fosse stato in diurna non avrebbe mai avuto un problema, ecco. Lo scorso anno nel Gran Premio la vittoria dell'olandese Harry Smolders con Walud de Muse, in seconda posizione Ludger Berbaum, Germania con Enorm, al terzo posto Thomas Mühlbauer con Asti Spumante. Nell'albo d'oro di questo Gran Premio anche il campione del mondo in carica Jos Lansing, poi il compianto Guido Dominici, poi ancora Alexandra Lederman, Emil Hendricks, Elad Yaniv, Otto Becker, Christian Allman, François Mathy Juniors, Juan Carlos Garcia con Albin, Vincenzo Chimirri, John Whittaker. Lo scorso anno, ripetiamo, Harry Smolders, olandese, Rodrigo Pessoa, Montachamp, cavallo di 10 anni, Holsteiner. Rodrigo Pessoa, già campione del mondo, titolo conquistato a Roma per 3 volte, vincitore della finale della Coppa del Mondo con il fantastico Balubé de Rouet, altro figlio d'arte, figlio del grande Nelson, e certamente anche Giulia avrà sentito parlare delle gesta di Nelson. Certo. Rodrigo è stato a lungo testimonial ideale per questa disciplina, poi tramontato Balubé ha incontrato qualche difficoltà, adesso sta tornando ai massimi livelli. Certo. Lo ricordiamo vincitore del Gran Premio Roma nell'ultima edizione del concorso internazionale di Piazza di Siena. Sì, no, è di nuovo in un momento di forma, anche a Pechino ha ottenuto comunque un buon piazzamento individuale, e c'è da dire che cavalli come Balubé non ne capitano spessi. Il sortilegio per le medaglie d'oro olimpiche: fuori dal barrage Eric Lamaze, fuori Jerom Dubledam, fuori anche Rodrigo Pessoa, e addirittura per lui arriva il ritiro. No, probabilmente finisce. Ha provato per il tempo a chiudere la curva, ma sì, Carlo non ha capito. A superare l'ultimo verticale. Comunque 23 penalità, un tempo altissimo, 93,90. Lo sconforto sul volto di Rodrigo Pessoa. Ennesima dimostrazione del percorso abbastanza velenoso proposto dal direttore di campo Rolf Lüth, il svizzero, comunque uno chef de piste di provata esperienza. Sì, mette concorsi di altissimo livello, è il direttore di campo a San Gallo e in molti altri concorsi era già stato direttore di campo l'anno scorso qui. Ora per l'Olanda Marco Utzager monta Opium, cavallo di 13 anni, un altro
figlio dell'allevamento tedesco, viene dalla Westfalia. I cavalli di questo cavaliere sono in ordine, ha già ottenuto 2 piazzamenti qui a San Patrignano, Sì. con Voulez-Vous 2 terzi posti, nato nel 1971, 7° posto individuale a Hong Kong. Sì, e dovremmo rivedere questo binomio anche ai campionati europei di Windsor. La doppia gabbia l'ha saltata veramente benissimo, senza il minimo sforzo. Ha rischiato su questa addirittura, però non ci sono danni, non ci sono errori. Gabbia in verde oro, superato anche l'Oxer in uscita, ora addirittura con verticale sul fosso, ostacolo Michelangelo, un altro brivido. Sì. Però di riffa e di raffa siamo ancora con il netto. Bellissimo. Un pizzico di fortuna non guasta. No. 80 e 90 il tempo, si qualifica Mark Utzager per l'Olanda in sella ad Opium, e chiederei al regista Umberto Orti se è possibile rivedere magari l'ultimo salto, l'ultimo verticale. Qui siamo sulla doppia gabbia. Adesso è il momento della campionessa continentale in carica, Meredith Michels-Beerbaum, 3 sigilli nella finale di Coppa del Mondo, titolo che detiene attualmente. Meredith, l'abbiamo già ricordato, è stata la prima a Matson. Ecco l'ultimo salto di Mark Utzager, con un po' di fortuna. Credo che abbia addirittura forse perso un ferro. Intanto c'è qualche attimo d'attesa per Lady Salto Ostacoli. Meredith Michels-Beerbaum, nata nel 1969, è californiana, quindi americana di nascita, poi cittadinanza tedesca per il matrimonio con Markus Beerbaum, sì, che fratello è di Ludger. Sì, fratello di Ludger, altro cavaliere di livello internazionale. Sì. Va detto però che Meredith non ha portato i suoi migliori cavalli qui a San Patrignano. Un atto di fede proprio la sua partecipazione, anche perché aveva la possibilità di scegliere fra la trasferta in Coppa di Falsterbo. Ha voluto essere qui a San Patrignano proprio per conferire ulteriore prestigio a questo concorso. Nella circostanza cerca di far fare esperienza a questo Langston, cavallo di 8 anni. Molto giovane per una gara così. Diciamo subito che non è checkmate. No. A sbagliare, sforzo, sempre là. Sì, fanno veramente fatica. Se rispettano il verticale si trovano lontani dall'Oxer e faticano molto per uscire. Non è checkmate, non è shutterfly, però Meredith lo sta utilizzando parecchio. Ultimo sforzo per Langston, rimangono 8 le penalità nel tempo di 80 e 69, però esce di scena anche l'amazzone tedesca. Peccato, sarebbe stato splendido vedere un barrage con Lamaze, Dubledam, Pessoa, Meredith, Ludger, qualche italiano e tutti quelli che ovviamente hanno già ottenuto il diritto di accesso alla parte conclusiva di questa categoria mista. Ancora inquadratura per le tribune gremite, fra l'altro il pubblico era pazientemente seduto già circa un'ora prima dell'inizio della gara. Sì, devo dire che le tribune sono piene, è un piacere. Molto in forma il cavaliere inquadrato, l'irlandese Billy Toomey, nato nel 77 a Cork, ha già vinto qui a Sampa una categoria fasi consecutive il primo giorno, poi un piazzamento nel Wheeling Ground con Blue Thunder
ora è in sella a Maximum Joe, che è un cavallo di 11 anni, viene dalla Westfalia. Vediamo come aggredisce la doppia gabbia ottimamente, nei tempi giusti. Non si lascia intimorire neppure dal muro. Oxer in verde. Per lui è risultata veramente lunga. Lui già dal muro all'Oxer Uliveto aveva una falcata di più rispetto agli altri e mi aspettavo che provasse a fare i 5 galoppi, invece ha spinto comunque per i 4 e erano veramente lunghe, una distanza molto grande. Giulia, alla difficoltà del percorso quella addirittura, perché sì, no, ma secondo me la doppia gabbia e quella addirittura sono i punti tecnicamente più difficili, non c'è ombra di dubbio. La distanza sulla tavola non permette facilmente di rimettere un galoppo, ma farne 4 non è facile. Soprattutto il ritiro per Billy Twomey ed ora il rappresentante francese, si tratta di Timothée Anciom che monta Jarnac, cavallo di 12 anni, Serre Français, una Francia che si è risollevata dopo un periodo davvero buio. Ricordiamo la retrocessione nel circuito secondario per quanto riguarda la Samsung Super League, che ora è diventata Maiden Nation Cup, poi addirittura la mancata qualificazione per l'Olimpiade pechinese. Questa è stata un po' un'onta per... Ma direi che si sono ripresi, hanno voluto veramente dimostrare con orgoglio come stavano le cose. Hanno un gruppo di cavalieri giovani e di buoni cavalli e stanno ottenendo moltissimi risultati di grande prestigio. Ottima tradizione in questo settore per la Francia, come del resto nel concorso completo. Timothée Anciom è uno degli emergenti, però la Francia può avvalersi anche dell'esperienza di Michel Robert, il sempreverde, e poi di Kevin Stowe, che è un buon cavaliere, e soprattutto della solita immancabile amazzone Pénélope Léprevaux, che abbiamo visto estremamente in palla anche a Roma. Sì, a Roma, a Rotterdam, ad Aachen, è veramente in questo momento un punto fermo e saldo della squadra francese. Fra l'altro gode di grande fiducia da parte dei tecnici, perché in occasione di un barrage in è Nation stata lei Cup, a disputarlo a Rotterdam. sai proprio tutto. C'è il francese in barrage per questo errore che credo Giulia definirà stupido, ma gli errori poi sono tutti stupidi o no? stupidi alla stessa è una barriera maniera, che cade. Guardate la rabbia di un Timothée Anciom, un peccato, lo perché capisco. era stato davvero un ottimo percorso, però la carezza per Jarnac, che ha saltato davvero bene, e credo che il nostro regista sia implacabile e ci mostrerà errore di posteriore sul verticale. Sul verticale conclusivo, quando il cavaliere stava già accelerando per rimanere nel tempo in vista del traguardo. 4 le penalità per Timothée Anciom, non è dunque partente Natali Chiaudani con Seldana. Tocca a Gerko Schröder, Eurocommerce New Orleans, cavallo di 10 anni, Holsteiner. Gerko è uno dei cavalieri più blasonati in questo momento, per lui una buona classifica a livello internazionale, ma soprattutto la medaglia d'oro a squadra europea e mondiale. È nato nel 1978, probabilmente ama la geografia, quasi tutti i suoi cavalli portano il nome di una città. Il suo sponsor Eurocommerce ribattezza i cavalli con nomi di città. Non solo di città, anche di paesi. Sì. Il mondiale con la squadra l'ha vinto in sella a Berlin, che gli ha regalato anche l'analogo titolo a livello continentale. Sì. Ma anche Milano ha mezzi enormi. Sì. Un
parco cavalli. Tra l'altro la cosa buffa che accade, suo fratello monta anche per Eurocommerce e spesso accade che Gerco ogni tanto monti i cavalli del fratello. Quando si tratta di fare dei concorsi più grossi evidentemente c'è uno scambio, ci sono dei prestiti. Un errore anche per lui, non lo rivedremo. In barrage esce di scena Gerko Schröder con New Orleans. Tu hai parlato del fratello di Gerko, ma lui non aveva due gemelli? Due gemelli, ma uno monta per conto suo, diciamo, e uno monta con lui all'interno della scuderia Però Eurocommerce. molto poco. Prima si vedevano di più sulla scena internazionale. Adesso... Beh, diciamo che il cavaliere comunque di top livello è e resta lui. Quindi a questo livello qui è più facile incontrare solo lui. Non vorremmo essere noiosi, ma è in campo un'altra amazzone, si chiama Edwina Alexander, è nata nel 1974 a Sydney, è australiana, ma da diverse stagioni vive e lavora nel vecchio continente. Per lei il miglior risultato della carriera è stato il quarto posto individuale ai mondiali di Aachen con Isovlas Pialotta. Però in quella circostanza Giulia Martinengo, 3 amazzoni nel giro finale a 4, Easy Martin, lei e Meredith. però ha vinto un cavaliere in quella circostanza, Joss Lanzi. Questo è vero, Bisi fece un errore all'ultimo. Ha sbagliato malamente, un errore un po' ingenuo quello di Edwin Alexander. Sì, anche questo è un binomio di recente formazione, probabilmente devono ancora mettersi totalmente insieme. Attualmente sesta nella graduatoria internazionale. Sì, da quel risultato di Aachen è stata una continua ascesa, poi dall'acquisto di Ito Duchateau i risultati sono stati tanti e importanti. Hai visto, a proposito di ascesa, l'elevazione dimostrata persino eccessiva sulla doppia gabbia? Sì, è un'altra esitazione sulla tavola, è veramente una linea impegnativa quella. I cavalli arrivano lunghi e su questa tavola piena contro le tribune esitano veramente. E poi si è reduci da una doppia gabbia, Sì, quindi la fatica certo, comincia già a farsi ad accumularsi, sentire. sì. Giuseppe Donofrio ora con Lagerfeld, cavallo di 9 anni. Giuseppe Donofrio è comasco, è nato nel 67, ha difeso i colori azzurri In molte Coppa. occasioni. L'hai avuto quest'anno. anche come partner in Coppa delle Nazioni? Sì, sì, sia alla Ball che a San Gallo, e a San Gallo ha fatto uno splendido doppio netto con Lanzois. Ah, io l'ho sempre pronunciato Lanzeu, Beh, forse sbaglio io. o forse sbaglio io. Per adesso sbaglia Lagerfeld, che ha già Sì, commesso anche due questo è un errori. cavallo Siamo proprio ai limiti, eh? di 9 anni che non ha certo tutta l'esperienza, anche se ha partecipato a tutti gli XIO quest'anno, Aachen compresi. È un cavallo sicuramente ancora verde per queste altezze, per una notturna e un gran premio così impegnativo. Adesso sembra quasi essersi un po' più rilassato, ecco. Già ieri parlando di Donofrio ho detto che ha un figlio di 9 anni che è delizioso ed è Sì, appassionatissimo e competente di calcio internazionale. Questa sera sono riuscito a farlo incontrare con Salvatore Bagni, il nostro opinionista, ex nazionale di calcio, giocatore dell'Inter del Napoli, che sa davvero tutto, e i due sono andati avanti una decina di minuti Sì, sì. a E infatti- nominare numeri industriali di calciatori di tutti i campionati. Sono 12 comunque le penalità di Con il ritiro. Giuseppe Donofrio, poi è arrivato il ritiro in sella a Lagerfeld e dunque non sono tanti i netti nel tempo. No, Tony Assman, José La Rocca, Gerfried Puck, Geir Gulliksen, Albert Zur. tutto sommato tutti nella prima parte di gara, tolto Zuer. Adesso Però merita una citazione particolare a questo punto, vista anche la difficoltà del percorso, Luca Marziani fuori dal barrage soltanto Per un fuoritempo. una penalità per un fuoritempo. mi è dispiaciuto non vederlo, ma aver fatto un percorso incredibile. Perché... Impeccabile, e se devo dirti neanche con troppa sofferenza. No, no, non ho dubbi, è un ragazzo che monta benissimo e il cavallo ha grandi mezzi, quindi Tra l'altro relativamente giovane, insomma, sì, sì. 10 anni. Sì, sì.
Sentiremo parlare dunque di Luca Marziani e Cascardo, Steiner. Beat Mendley per la Svizzera, monta Lewis, cavallo di 9 anni, chiaramente un altro cavallo tedesco. Beat Mendley, esperienza da vendere, Sì, per lui da una cercare. medaglia d'argento a squadre all'Olimpiade di Sydney, ma soprattutto una vittoria in una finale di Coppa del Mondo. È avvenuto a Las Vegas nel 2007 con Ideo Duto, però il cavallo di Beat Mendley che mi ha fatto innamorare si chiamava Positano, secondo sì. me morfologicamente uno dei più belli Sì. del panorama È stato internazionale. il cavallo, diciamo, storico di Mendley, e adesso lui sta cercando di ricostruirsi una scuderia. I cavalli che ha sono relativamente nuovi. Era disegnato Positano. Sì, Tra l'altro qui c'è l'ostacolo dedicato a Dedicato. Michelangelo, che è il numero 13. Adesso siamo in prossimità del 12°, verticale sul fosso, ed eccolo, puntuale, citato Michelangelo, che potendo disegnare la perfezione morfologica si ispirerebbe A questo certamente a bel detto. Positano, ma anche a Lewis, che è stato perfetto. La classe di Beat Mendley, sesto qualificato per un barrage che si fa sempre più corposo. Allora, un tedesco, un argentino, un austriaco, un norvegese, un olandese e adesso uno svizzero. Abbiamo rappresentanti un po' da tutto il mondo. Gianni Govoni, Joyeux d'Opale, cavallo di 12 anni, Seul Français. È l'applauso più intenso della serata per colui che in tutte e tre le giornate del concorso ha dato spettacolo, sia pure nelle categorie minori con Love Affair, però con tutto che la prima sera ha vinto la gara grossa mista con la cavalla e poi l'ha lanciata, diciamo, nella caccia ieri sera e nella difficoltà progressive oggi, ma io il direi primo nei giorno- 1000 in pista dritta, perché Esatto. sembrava più una performance da galoppo. Non Sì, ho sì. mai visto infliggere al secondo arrivato 2 secondi e mezzo di distacco. Sì, ma è ormai una cosa che vediamo spesso. Quando monta la Affair il secondo ha uno stacco di 2-3 secondi senza problemi. Errore sull'elemento d'ingresso della gabbia. Sì, l'ha dovuto un po' aggredire perché Non il è un cavallo facile, Joyeux d'Opale. No, è un po' guardone, l'ha dovuto aggredire un po' per saltare la riviera e il cavallo si è scaldato. E opta per il ritiro Gianni Govoni, che comunque Non no, sarei così convinto. no, in effetti è difficile vederlo ritirare, però ho visto che ritornava sui propri passi. Bene sull'Oxer, tavole di slancio. Il pubblico lo ama perché non lascia mai nulla di intentato. Grande grinta per il cavaliere modenese, nato nel 67, ha commesso errore anche alla gabbia, però gli ultimi 2 salti. Comunque tornerà da questo concorso con una tripletta, quindi la stessa cavallo, Sì. impresa non da poco. 15 penalità, 91,85 il tempo per Gianni Govoni. Mancano 3 binomi alla conclusione del percorso base. E che binomi, vedremo nell'ordine: Ludger Beerbaum, Richard Spooner ed Harris Molders. Harris Molders che è il vincitore della scorsa edizione di questo Gran Premio, ma ora la medaglia d'oro olimpica di Barcellona 92. Ludger Beerbaum monta Lintus, 9 anni, quindi giovane anche questo Holsteiner. Tra l'altro Ludger Beerbaum proprio recentemente credo abbia venduto uno dei suoi cavalli migliori, All Inclusive. Sì, allo sponsor di Dennis Lynch. Adesso è Lynch a montarlo e si è visto spesso negli XIO, sta saltando bene anche con lui. Diciamo subito, la gente si immagina, ipotizza un passaggio al barrage di Ludger, però con questo cavallo non sarà un'impresa semplice. Tra l'altro è bello anche l'effetto cromatico, interamente in grigio. Sì. Lo sponsor di Ludger e di Meredith ha scelto questo colore per la giacca.
che si intona perfettamente con il manto di Clintus. Era una previsione abbastanza facile, ancora non c'è tutta l'esperienza. No, e devo dire che qui si vede la differenza fra un cavallo verde e un cavallo di esperienza, appunto perché il pilota non si discute, sono errori che un cavallo giovane può ancora fare proprio di valutazione. E per Ludger Beerbaum vale lo stesso discorso fatto in precedenza per altri che sono presenti qui a Sampa, soprattutto anche per la stima che hanno nei confronti dello show director Eleonora Ottaviani, sì, e di tutto lo staff organizzativo del concorso in se stesso. Dunque si può andare incontro a qualche brutta figura come questa, fare esperienza con un cavallo, però è importante avere elementi come Ludger Beerbaum che richiamano il grosso pubblico. E poi vero è che prima di fare dei netti si fanno anche tanti errori, anche mostri sacri come Beerbaum i netti non li tira fuori dal cappello ma li costruisce. I risultati arrivano nel tempo e un cavallo di 9 anni per un percorso così è sicuramente è molto impegnativo. Invece se potessi scommettere 5 euro sul raggiungimento del barrage lo farei su Richard Spooner e Cristallo. Abbiamo fatto tra amici una scommessa e lui era uno dei più gettonati, l'altro è in effetti l'ultimo a partire, anche se la doppietta... Qualcuno avrà già perso però di voi, qualche eliminato? No, sì, senza dubbio. No, questo io l'ho puntato. Hai puntato Albert Suer e Okidoki. Però sì, qualcuno avrà scommesso su Eric Lamaze. Ricordiamo che non ci sono le scommesse, c'erano a Piazza di Siena, sì, e Richard Spooner si poteva giocare a 8 contro 1, più alta la quota di Rodrigo Pessoa, che lo ha beffato nel Gran Premio Roma, un'azione veramente entusiasmante. Richard Spooner monta Cristallo, cavallo di 11 anni, e guarda un po', è un altro Holsteiner. Sì. Spooner, nato nel 1970, è californiano, ottimo atleta e persona estremamente disponibile anche con la stampa. Qui ha rischiato con la solita addirittura, poi ci ha messo del suo Cristallo questa volta, sì, anche se l'intervento di Spooner è stato deciso. È un binomio incredibile, affiatatissimo, è un cavallo tutt'altro che classico ma con un talento e una qualità incredibili. E poi se va in barrage è pericoloso perché è molto rapido. Molto. Ancora un ostacolo per Richard Spooner e Cristallo, sì, un'occhiata al tempo ma non ci sono problemi, sotto gli 80 secondi il settimo netto della serata, aumenta lo spettacolo, qualificato anche il biondo Richard Spooner. Allora, ricapitoliamo la situazione. Si sono qualificati Tony Assman, José La Rocca, Wilfried Pug, Geert Gulliksen, Albert Suer, Beat Mendley, Richard Spooner. Ed ora l'ultimo binomio è olandese, è composto da Harris Molders e da Vanliut de Muse. È proprio il binomio, non soltanto il cavaliere, vincitore della scorsa edizione del Gran Premio Challenge Vincenzo Muccioli. Harris Molders dunque cerca di difendere il proprio titolo, non sarà facile, avremo un barrage a 7 oppure a 8 se arriverà il netto nel tempo di Harris Molders. L'Olanda che quando è al completo è davvero una formazione temibile, non a caso campione del mondo e campione europea in carica. Orrore in uscita dalla doppia gabbia. Dunque avremo un barrage a 7. Sarà ha appena abdicato Harris Molders. Ci sarà un vincitore diverso rispetto allo scorso anno. Continua ovviamente Harry e cerca anche di mantenere un buon ritmo perché i premi comunque il premio qui è altissimo e quindi essendo una gara mista ma c'è il secondo errore, quindi
niente da fare per lui. Supera senza errori l'ultimo verticale, 79-47, 8 le penalità per Harry Smolders, dunque sono 7 i binomi che rivedremo nella fase conclusiva di questa categoria mista. Ora concediamo qualche minuto a Rolf Lüthi, il direttore di campo, e ai suoi collaboratori per predisporre il tracciato del barrage. Per noi un breve break pubblicitario.